Ciao ragazzi, sapete quante varietà di agrumi esistono in natura? Un'infinità, il numero onestamente non lo so nemmeno io, però conosco chi può spiegarci qualcosa di più su questo mondo straordinario, quello degli agrumi. Andiamo. Alessandra Rossini, Vivai Geller, siamo a Bovolone, davanti a tantissimi agrumi. Per esempio questo. Certo. Questo è? Limone di Lauro. Come di Lauro, nome di fantasia? Assolutamente no, è di Lauro mio marito. Pensa che è da più di 30 anni che coltiva questo agrume. Se non è suo questo agrume, Lo è diventato. lo è diventato. E questo è uno. E qui per esempio invece abbiamo delle arance, no? No, Stefano, queste non sono arance, questo è limone volcameriano, un ibrido naturale tra limone e arance. Uno E questo spettacolo. serve per? Pensa, ad ottobre abbiamo raccolto più di 20 kg da questa pianta e guarda quanti frutti ancora, Abbondantissima. trasformata come in marmellata e oggi per te è trasformata in crostata. Lo sai che ti voglio bene, vero Alessandro? Certo, Ma è Stefano, qua la lo crostata, so, vero? è qua la crostata, te l'ho già preparata, guarda un po'. Come lo sapeva però, ho fatto un po' di cena, eccola qua. Però su questi tavoli c'è un po' di tutto. Sì. Possiamo partire da qui, cosa c'è qui? Allora, partiamo da un dolce salato, quindi cedro candito, spettacolare in pasticceria, non manca mai. E qui Poi invece? abbiamo invece il limone sottosale. Ah, questo no, il confì. Ecco, bravo, il confì, esatto, che noi usiamo perché è buonissimo sulle carni e non ti dico sul pesce, una meraviglia. E poi cosa ci siamo inventati? Arancio amaro, ma con l'aggiunta di cipolla rossa, spezie e peperoncino. Io qui immagino i formaggi. Formaggi stagionati, ma perché no, anche qualche buon insaccato. Andrebbe Questa è la bene. crostata? Questa è la tua crostata, Stefano. Quindi me la Guarda, porto via? è uno spettacolo, esatto. E poi guardate questo cesto di agrumi, che è solo un piccolo campione di tutti quelli che possono essere, vero? Assolutamente, abbiamo più di 150 qualità di agrumi di diverse famiglie e varietà e poi sempre le trasformiamo in marmellata. Questo è il famoso mandarino cinese, conosciuto come kumquat, ma pensa che bel nome, Fortunella Margherita, uno spettacolo che poi puoi mangiare anche Così? così, via. Ma Ce posso? la spariamo? È buonissimo. Buonissimo. Ascolta Alessandra, c'è un appuntamento importante che vi riguarda, vero? Sì, tutte queste belle cose qui da noi il 20 maggio. Parleremo solo di agrumi. È un appuntamento ormai che facciamo da più di 10 anni e quest'anno ci vogliamo divertire a presentare tutti i nostri prodotti e tutte le nostre piante. Più di 1200 piante abbiamo nel nostro vivaio. Ma me la fai la crostata, vero? Te la faccio sì, assolutamente. Buongiorno. Ciao ragazzi, viva gli agrumi. Guarda che roba. Però una fettina te me la dai adesso. Subito Stefano, è tutta tua. Beh.